Sono sempre stato dalla parte della natura della mia terra, da giovane quando ero cacciatore e poi da adulto con la macchina fotografica. Sono stato testimone della scomparsa dei grifoni da gran parte della Sardegna. Le carcasse avvelenate, lasciate dai pastori per combattere cani randagi e volpi, ne hanno uccisi a centinaia. Eppure, pastori e grifoni convivono in Sardegna da sempre. La nostra isola ospita quasi la metà di tutte le greggi che ci sono in Italia. Nella pastorizia la morte dei capi di bestiame è frequente. La legge prevede un costo per lo smaltimento delle carcasse. I pastori sono quindi obbligati a pagare per il loro incenerimento, a meno che non risaldino il loro legame con i grifoni, che in natura proprio di questo si occupano. Smantellando le carcasse svolgono un ruolo fondamentale per l'ecosistema. Oggi in Sardegna ne è rimasta solo una colonia. La sua sopravvivenza è legata alle pecore e ai pastori che le allevano. Mi chiamo Domenico Ruiu, sono nato e vivo in Sardegna e faccio il fotografo naturalista. Il primo grifone l'ho fotografato nel sopramonte di Oliena circa 40 anni fa. Da allora mi sono dedicato allo studio della conservazione della fauna e dell'ambiente della mia isola. In particolare ho studiato in grandi rapaci, soprattutto i grifoni. In questo tratto di costa, che unisce le marine di Bosa e di Alghero, è sopravvissuta l'unica colonia dei grifoni della Sardegna, che è anche l'unica colonia autoctona rimasta in Italia. La situazione della colonia è stata sempre molto oscillante, 10 o 20 coppie al massimo, la colonia cresceva, poi succedeva l'incidente che causava il crollo numerico, incidente legato soprattutto all'utilizzo del veleno da parte dei pastori per combattere volpi e cani randaggi. Questo nonostante siano stati tentati diversi interventi per rafforzare e salvaguardare la colonia, tutti più o meno falliti. In questo contesto ha avuto un ruolo davvero fondamentale il progetto Life sotto le ali del grifone, che tra le tante iniziative prevedeva la creazione dei carnai aziendali. I carnai aziendali sono delle piccole porzioni di terreno delimitati da una recinzione elettrica. Sono l'anello di congiunzione tra il grifone e il pastore. I carnai aziendali, infatti, svolgono un ruolo fondamentale dal duplice aspetto. Da una parte, gli allevatori hanno la possibilità di smaltire le carcasse del loro bestiame lasciandole a disposizione dei grifoni. Dall'altra parte, i grifoni possono contare su una fonte di cibo sicura ed abbondante nel loro territorio. Il pasto dei grifoni è un rituale primitivo di movenze, minacce, soffi, grugniti, fatto per stabilire qual è il soggetto in quel momento più affamato che ha diritto di cibarsi. Questo rappresenta un grande vantaggio per la colonia, perché in questo modo possono cibarsi tutti e nessun esemplare rimane escluso. Gli
Gli avvoltoi in generale e il grifone in questo caso svolgono un ruolo fondamentale in quanto eliminano dall'ambiente le risorse trofiche in decomposizione. Un animale che muore e rimane sul terreno è infatti una fonte di tanti rischi e può essere causa di infezioni, epidemie ed altro. Alla fine del pasto, della carcassa non rimangono che la pelle e le ossa perfettamente pulite. Ancora una volta hanno svolto alla perfezione il loro ruolo di spazzini della natura. Questo scarnaio che sono stato al fatto, ogni fiato che muore, la leamo e che la ponemos dentro su carnaio. Il bentuzzo, in giro di un'ora che pigiano tutto. E danno una azuata a noi, a livello economico, e fatica. E adesso sono chi mandicano e accampano. Anzi, hanno pure aumentato. Una volta mi costava scontato, adesso una trentina. Come bisogna dare 80, la trentina può contare, non è 80. Hanno incrementato bene. I grifoni sono le sentinelle del benessere dell'ecosistema. La loro presenza è necessaria per l'equilibrio del nostro ambiente. Salvare le loro vite equivale a salvare le nostre. Oggi il progetto LIFE sta finalmente dando i suoi frutti ed è una grande gioia vedere gli avvoltoi conquistare nuovamente i loro cieli. Anche quest'anno, dai nidi di Capo Marrargiu, alcuni giovani hanno spiccato il loro primo volo. Questa è la loro terra, la terra dei grifoni.